In vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Hey, you know this life I'm living is getting me down. Man, it's hard to find the action. There's nothing in town. Now I'm sick and tired of waiting. There's no time for hesitating. The faster I can leave, the faster I'll be celebrating. California, 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 California. Man, I'm in a hurry, no time for messing around. Pack my bag and move on over, I'm getting unwound. Drive me to the nearest station, make the fastest reservation. There's no time to lose, I'm heading for a new location. California, 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 California. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, mentre Raffaella Carrà nel 1978 impazza con il suo California, io vi do il benvenuto, bentornati, buon pranzo. Siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questa è Capitaneria di Porto, ormai siamo alle ultime puntate, dopodiché ci saluteremo venerdì 29 di agosto e poi ritroverete lunedì 1 di settembre Sammy Varin alle 8:30, mi sono sbagliato prima, non le 7:30, alle 8:30 del mattino con la rassegna stampa, perché l'orario estivo resterà in vigore fino all'8 settembre, mi raccomando, non perdete Sammy con la rassegna stampa. Noi cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo come sempre, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete un bellissimo giornale online che naturalmente vi permette di leggere liberamente e di ascoltare soprattutto liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, l'onda libera di Giulio Cainarca, la rassegna appunto che sto supplendo io per ancora qualche giorno di Sammy Varin, le videopillole e molta altra bella roba ancora. Radiolibertà.net, the place to be. Ancora, già che ci siamo, naturalmente vi ricordo le nostre coordinate alle quali incrociamo 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la Zap o il WhatsApp, oppure apriamo subito il telefono 029294 7222 se volete intervenire in questa prima parte della trasmissione. Vi ricordo chi saranno gli ospiti di oggi. Avremo la puntata conclusiva con Fulvio Furlan, segretario generale della Wilca, sindacato appunto dei bancari,
e oltre a questo noi avremo dopo Maddalena Baldini, la nostra giornalista enogastronomica, che ci porterà alla scoperta della Val d'Obbiadene e ci racconterà questo mondo fantastico. Quindi quest'oggi noi chiudiamo veramente, diciamo così, in maniera, diciamolo pure, elegante e sontuosa, e questo lunedì di questa Capitaneria di Porto andrà in archivio in questo modo. Avremo anche il mercatello, parleremo di Bagno di Mezzanotte, naturalmente, e parleremo anche di rotonde sul mare che come tali hanno questo il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, com'era nel lontano 1964, ma tu non sei qui con me, con Fred Bongusto. Oh, allora, mentre io aspetto le vostre gentili chiamate, c'è già, e allora la prendiamo subito. Pronto, chi è là? E vabbè, allora è inutile che chiamate e buttate giù, ragazzi. Fatevi coraggio, cioè nella vita bisogna prendere il coraggio a due mani e telefonare. Andiamo avanti, diamo un'occhiata alle agenzie. L'ADN Kronos apre con la guerra Ucraina-Russia. Ucraina-Russia. Abbattuti 21 droni lanciati da Kiev, 2 sono arrivati sopra Mosca. Droni costringono aereo commerciale russo ad atterraggi in Estonia. Vice cancelliere tedesco Klingbeil a Kiev, colloqui su garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Ancora, verso le regionali, Veneto, Tajani, nessun veto alla Lega, ma la lista Zaia non può far parte dell'accordo politico, e su Macron e Salvini non si lacerano i rapporti per questo. Trump schiera la Guardia Nazionale armata a Washington, pronta a reagire, l'abbiamo già detto. Il raid di Israele su Sana'a, gli Houthi, almeno 6 morti, 86 feriti. Nubifragio sulla Romagna, cosa sono le supercelle, perché si verificano in estate. Vediamo se stavolta c'è. Pronto, chi è là? Pronto? Hello? Sei timida o timido? Oh, fatevi coraggio. Niente. Vabbè, andiamo avanti. Vi dicevo dall'ADN Kronos, Tajani parla e dice alcune cose. E si troveranno nomi migliori per cercare di vincere le elezioni. Così il vice premier Antonio Tajani ai microfoni di Agorà, in collegamento dal meeting di Rimini, parlando delle prossime regionali. Io sono sempre ottimista, abbiamo sempre risolto tutto. Noi siamo una coalizione non occasionale, siamo una coalizione politica, è dal 94 che andiamo assieme. Non c'è mai il problema, ce l'ha la sinistra che litiga ognuno per conto proprio, ha detto Tajani. Avanti con la telefonata, pronto, chi è là? Pronto? Allora? Sei pronto oppure no? Niente, è muto. Francesco, non me lo passare più. Se gli viene voglia di telefonare, poi va in onda e non ha il coraggio di parlare, non ci faccia perdere tempo. Quindi il Veneto andrà alla Lega. Io non ho preclusioni nei confronti di nessuno. Dobbiamo scegliere i candidati migliori per il migliore risultato possibile. Certo, in Veneto non si possono fare la lista della Lega e la lista di Zaia, che non ha alcun significato, perché non è che ogni esponente di partito può fare una lista, non va bene. Non può essere parte di un accordo politico questo. Poi, sulla questione Salvini-Macron, Tajani ha sentito il suo omologo francese, il Presidente del Consiglio si sente con Macron, io mi sento col Ministro degli Esteri. Abbiamo appena finito la riunione del G7 insieme, ieri l'abbiamo preparata, c'è collaborazione, poi possono esserci vedute differenti, ma questo non significa che si debbano lacerare i rapporti. Appunto, non vedo il motivo addirittura di chiamare l'ambasciatore, mamma mia che suscettibilità poi per uno come Macron, che è un vero cadavere politico ambulante, voglio dire, uno che si sente sul collo ogni santo giorno il fiato della Le Pen, e se non della Le Pen, di Bardellà, vogliamo dire di Bardellà, diciamo di Bardellà, che il problema c'è. Vediamo un po' che altro c'è, vediamo un po'. Ho 2 chiamate, andiamo con la prima. Pronto, chi è là?
Pronto? No, non è pronto. Sì, pure la radio a tutto volume, a posto siamo. Andiamo con la prossima telefonata. Pronto, chi è là? Pronto? Sì? Pronto? Noi siamo pronti, tu sei pronto? Non sento niente. Pronto? Io sento perfettamente invece. Pronto? Siamo ancora pronti noi. Allora? Ce la fai? Sei connesso? Niente. Va bene, andiamo avanti. Ieri è successa una cosa che francamente sapete che io non sono un patito del pallone, però è successo un fatto in un campo italiano, signori. Per la prima volta nella storia l'arbitro Manganiello, che stava arbitrando Como Lazio, ha spiegato ai tifosi perché ha annullato un gol. La sfida del Sinigaglia sarà ricordata per un evento mai visto in campionato, scrive l'ADN Kronos. Ecco che cosa è successo. Como Lazio fa la storia, il gol viene annullato, l'arbitro Manganiello spiega tutto al pubblico. La partita del campionato andata in scena al Sinigaglia tra la squadra di Fabregas e i biancocelesti di Sarri oggi, domenica 24 agosto, rappresenta uno spartiacque per il calcio italiano. Il motivo? Per la prima volta una decisione dell'arbitro è stata annunciata e spiegata agli stessi tifosi dal direttore di gara, in questo caso Gianluca Manganiello. L'episodio al minuto 64, quando Castellanos viene mandato a rete da Ghila con un lancio millimetrico. L'attaccante stoppa il pallone, batte Butez, ma la sua posizione di partenza è irregolare, come spiegato da Manganiello al pubblico del Sinigaglia. Ora, io per carità, vi rendete conto che se Aldo Biscardi fosse al mondo chiuderebbe Baracca e Burattini, lui che ha voluto la moviola in gambo, e ora addirittura le spiegazioni dell'arbitro nei confronti del pubblico. Boh, non lo so, excusatio non petita, accusatio manifesta, non lo so, non capisco il senso della cosa. Proviamo a prendere questa chiamata. Pronto, chi è là? Pronto, sono Marco da Sì? Settimo. Oh, buongiorno, mi senti? Sì. Sì, ti sento. Comunque qualcosa non va con i telefoni, secondo me. Che vuoi fare? Cose che succedono? Problemi del primo mondo. Purtroppo. Dimmi tutto. Allora, niente, ce l'ho con Macron che ha risposto male, cioè francamente per uno che ti dice attaccati al tram, non è che puoi farne un dramma, Ma figurati. Come hanno detto prima, Bossi l'ha detto a De Mita non ha fatto un P6. Sì, ma stiamo parlando di Bossi e di De Mita, cioè di due che erano pesi massimi rispetto a sto peso mosca che c'è qua, capito? Infatti, Cioè Macron però, è un peso mosca a confronto con quei due. però diciamoglielo pure tutti in coro, attaccati al tram e fischia in curva, come si dice a Torino. Questa non la sapevo, bellissima. Attaccati al tram e fischia in curva è geniale, lo trovo splendido. Vabbè, dai, oggi non ti faccio la dedica, te la faccio poi domani. Va bene, ok, grazie. Un saluto, Ciao. a domani. Ciao. Altra telefonata, pronto, chi è là? Hello? Is anybody in there? Na. When I was young I got a fever. No, quella è Comfortably Numb. Mi sto sentendo un po' Comfortably Numb. Diamo le previsioni del tempo, signore e signori. Meteo sempre sull'ADN. La settimana parte col sole, ma poi arriva un pesante maltempo. Da giovedì arriverà una violenta perturbazione. Altra telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Oh, buongiorno. Un saluto, noblesse oblige, bonjour à tout le monde. Madame, monsieur, comment ça va bien? Très bien, vai pure. Apro le danze di Capitaneria di Porto su Radio Libertà, la talk radio per eccellenza. Vai pure.
mi sono goduto le mie vacanze al mare, sono stato in quella di Isola di Caporizzuto, che tu conoscerai bene, essendo anche Sì. tu delle mie parti. Sai che Isola di Caporizzuto è la città del sole e dell'accoglienza, una delle località di mare più belle della costa ionica crotonese, spiagge incontaminate, mare cristallino, storia archeologica che affonda le sue radici nella Magna Grecia e ottimo vino DOC, dove ho trascorso veramente una vacanza indimenticabile. Sono stato alle Castella, nell'area marina protetta di Isola di Caporizzuto, la più grande d'Italia e tra le più vaste d'Europa, che lambisce la spiaggia rosa di Isola di Caporizzuto, con un mare e un'oasi naturalistica lungo la cosiddetta costa dei Saraceni incantevole. Direi. Dimmi tutto, Michele, che oggi siamo un po' di corsa. Bene, se vuoi vado con Vai. il mio editoriale. Vai. Il punto di Michele Caruso. Dunque, l'ultima ora che è molto importante, su cui riflettere, riguarda la guerra che ancora si combatte su tutti i fronti in Medio Oriente, sulla Gaza Street, la striscia di Gaza City, sì. Sì, è un qualche cosa veramente di inenarrabile. Almeno 23 palestinesi sono stati uccisi dall'alba di oggi negli attacchi dell'esercito israeliano nella striscia di Gaza, dunque tra Israele e Palestina ai tempi dell'intifada, così riportano i media. Il bilancio include una quindicina di persone, tra cui giornalisti uccisi in un attacco con un drone kamikaze che ha preso di mira il complesso ospedaliero Nasser di Khan Yunis nel sud della striscia di Gaza. In precedenza l'agenzia palestinese Wafa aveva reso noto che almeno 9 civili erano morti in diversi attacchi dell'IDF nel territorio, inclusi 5 membri di una famiglia nel bombardamento di una casa della zona di Al-Karameh a nord-ovest di Gaza City. Il governo di Gaza, controllato da Hamas, ha reso noto che tra i 4 giornalisti uccisi oggi in un attacco dell'IDF sull'ospedale Nasser di Khan Yunis ci sono un fotografo dell'agenzia di stampa Reuters e un reporter del mittente statunitense NBC. Dunque ci sono altre vittime, qualche cosa di allarmante. E dunque vado a concludere, perché i tempi sono brevi, e ti chiedo, Antonino, secondo te quali provvedimenti può attuare l'ONU, la NATO in seno a questo abominio che continua ancora a mietere vittime anche inermi in Terra Santa? Da Michele Caruso, grazie e buona giornata. Allora, la NATO, che facciamo? Dichiariamo guerra a Israele? Non mi sembra il caso. Per quanto riguarda la questione ONU, l'ONU che cosa ha fatto in tutto questo tempo se non prendere le posizioni di Hamas? Cioè l'ONU ha mostrato la sua inutilità in tutto ciò. Io mi richiamo a ciò che ha detto Milstein, l'analista che è stato nostro ospite qui a Capitaneria. Netanyahu aveva 2 possibilità: o entrare a battere e abbattere Hamas, rovesciarlo, però questo significa anni di occupazione, o tentare un accordo, ritirarsi e per il momento accettare la liberazione degli ostaggi. Ha scelto una soluzione mediana che probabilmente è un grosso azzardo. It's a very very bad idea. Altra telefonata, pronto, chi è là? Ci siamo o non ci siamo? Non c'è nessuno, perfetto. Ce n'è ancora telefonate? Niente, perfetto. Io non capisco questi che chiamano e poi chiudono. Vabbè, si vede che si divertono così. Le previsioni del tempo, signore e signori, sono già le 12:23 minuti e 22 secondi. Federico Brescia, meteorologo del meteo.it, conferma una nuova e intensa fase perturbata da giovedì 28 per l'avvicinamento dell'ex uragano Erin, che richiamerà venti umidi e caldi direttamente dalle zone subtropicali, il carburante necessario per la formazione di fenomeni estremi.
L'inizio settimana sarà caratterizzato da tempo in prevalenza stabile, con cielo poco nuvoloso quasi ovunque, ad eccezione dei soliti temporali di calore sui rilievi interni. Farà anche abbastanza caldo al centro-sud, mentre al nord si resterà in linea con le medie del periodo. Tuttavia la situazione comincerà a cambiare da mercoledì 27. L'avvicinamento di Erin al continente richiamerà un flusso d'aria molto calda e umida proveniente dalle latitudini subtropicali, che investirà in particolare il centro-sud e le isole maggiori. Qui le temperature saliranno notevolmente, con picchi che potranno superare 36-38 gradi e toccare i 40 gradi in Abruzzo, pianure pugliesi, Sicilia, Sardegna. Al contrario, il nord vedrà un cambiamento radicale con l'inizio di una fase di maltempo intenso nel corso del giorno. È da giovedì 28 che si osserverà un brusco peggioramento delle condizioni meteo. Sul nord Italia, in particolare Liguria e Piemonte, s'avranno piogge e temporali violenti anche a carattere stazionario, tipici delle perturbazioni autunnali. Potranno cadere anche più di 100-150 mm d'acqua nel giro di poche ore su una singola zona, col concreto rischio di alluvioni lampo. Da venerdì passerà il fronte vero e proprio che sbloccherà questa situazione di stazionarietà, coinvolgendo praticamente l'intero Nord Italia, centro-Nord Italia. In questa occasione ci sarà la possibilità di colpi di vento, downburst e grandinate di medie e grandi dimensioni. Attenzione ai forti venti di scirocco durante la fase prefrontale di libeccio e maestrale verso il weekend. Nel dettaglio, lunedì 25, al nord bel tempo salvo velature, al centro bel tempo prevalente, al sud bel tempo. Martedì 26, al nord prevalenza di sole, al centro in gran parte soleggiato, al sud alcuni temporali sugli Appennini. Martedì 26, al nord nubi in aumento dai settori occidentali, al centro in gran parte soleggiato, più nubi delle Tirreniche. Caldo, al sud soleggiato e caldo. Tendenza peggiora al nord con piogge intense e forti temporali. Beh, dopo il caldo porco che ha fatto verso Ferragosto, un po' di acqua ce la meritiamo, dai. Si sta tutti più freschi e tra un po' vedrete che il clima rinfrescherà in tutta Italia e direi che ce la passeremo nettamente meglio. Oh, vediamo se ci sono zappe al 340 670 9659, se avete voglia di scriverci, anche mandarci eventuali audio che noi li passiamo, insomma, diamo altre occhiate. Zappe per adesso niente, ma noi le aspettiamo nel caso. 340 670 9659. Oh, Salvatore Izzo, bravissimo vaticanista dell'agenzia Agi, ci riferisce che Andrea Bocelli canterà per Papa Leone XIV. Il 5 settembre il tenore e suo figlio Matteo si esibiranno a Castel Gandolfo quando il pontefice inaugurerà ufficialmente Borgo Laudato Si, che apre al pubblico. Il tenore Andrea Bocelli, tra i cantanti italiani più celebri al mondo, e il figlio Matteo, che segue le sue orme, si esibiranno per Papa Leone XIV il 5 settembre a Castel Gandolfo, all'interno delle ville pontificie, quando il nuovo pontefice inaugurerà ufficialmente il Borgo Laudato Si. Il luogo, per secoli residenza dei papi, s'apre al pubblico e vi troveranno applicazione i principi contenuti nell'enciclica Laudato Si, che proprio quest'anno compie 10 anni dalla sua pubblicazione. Lo rende noto un comunicato dello stesso Borgo Laudato Si. Situato nella residenza pontificia di Castel Gandolfo, Borgo Laudato Si è un progetto nato dalla volontà di Papa Francesco, che ha affidato nel 23 al centro di alta formazione Laudato Si la missione di creare un luogo dove la cura del creato e il rispetto della dignità umana, soprattutto dei più fragili, possano essere protetti e valorizzati attraverso un impegno condiviso che trova le sue radici nella fede. Prima della benedizione del luogo da parte del pontefice, il maestro Andrea Bocelli e suo figlio Matteo si uniranno in preghiera offrendo un canto insieme. La proprietà, che si estende su 55 ettari, spiega la nota, include storici giardini, palazzi, monumenti, vestigia archeologiche, zone agricole, nuovi spazi dedicati alla formazione e alla coltivazione biologica e rigenerativa, ed è il frutto di un percorso che intreccia spiritualità, educazione e sostenibilità, con l'obiettivo di offrire uno spazio aperto, accessibile e inclusivo, per formarsi, riflettere, sperimentare una relazione più consapevole e rispettosa col creato.
Nel corso del pomeriggio il pontefice, prima di presiedere la liturgia della parola con rito di benedizione, annuncia il comunicato, effettuerà una visita simbolica del borgo, visitando i luoghi principali e incontrando dipendenti, collaboratori, le loro famiglie, tutte le persone che animano a diverso titolo le realtà del borgo Laudato Si, come religiosi, formatori, studenti, cittadini partner, sostenitori. Saranno inoltre presenti alla cerimonia rappresentanti della Curia Romana e delle istituzioni, oltre ai tanti che hanno contribuito alla nascita di questo progetto. Complimenti e congratulazioni. Le 12, 29 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Noi ci fermiamo, andiamo in pausa e poi ci sentiamo un pezzone tratto da un grandissimo disco. L'album è The Dark Side of the Moon, anno di grazia 1973, i Pink Floyd con Money. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Get back. I'm
it's a crime. Share it, share it, but don't take a slice of my pie. Money, so they say, is the root of all evil today. But if you ask for a rise, it's no surprise that they're giving none away, away, Yes, absolutely. I certainly was in the race. Poco da fare, non si interrompe un'emozione come questa dei Pink Floyd dall'album The Dark Side of the Moon, Money, anno di grazia 1973, yeah, money, perché il denaro, com'è che canta Roger Waters, share it, fed it, take a slice of my pie, cioè denaro, condividilo, fallo girare, fallo crescere, ma non prenderti una fetta della mia torta. È già l'avidità. Però il denaro, ecco, alle 12:37 minuti quasi, perché mancano 3, 2, 1, ecco, sono le 12:37 sulle magiche onde di Radio Libertà. Il denaro è anche una cosa utile, serve per vivere, serve per realizzare i propri sogni, serve per costruire, con buona pace di tanti pauperisti, 3 palle e un soldo, che poi però a casa hanno l'aria condizionata, già che ci siamo, ma ci fanno la predica sul pauperismo. Ecco, il denaro transita attraverso le banche e noi nel corso di questo agosto abbiamo avuto ogni lunedì Fulvio Furlanni, il segretario generale della Wilca, che è il sindacato dei bancari. Lo voglio ringraziare per il suo tempo, per la sua cortesia e per la sua disponibilità. Noi oggi concludiamo questo viaggio attorno al mondo delle banche parlando con lui in fondo di quello che sarà il futuro di questo strumento che nel corso dei secoli si è affinato dalle grandi banche dell'epoca fiorentina, quando addirittura viene inventata la lettera di cambio, cioè l'antenato dell'assegno, fino ad arrivare all'home banking. E poi che cosa ci sarà nel futuro? Tra l'altro quest'anno la Wilca festeggia 75 anni. Come sarà la banca tra 75 anni? A saperlo. A me viene in mente, non ho una lira, quanto fa in euro, però per quelli che ce le hanno le lire, chissà quanto fanno in euro, specie se le tengono in banca. E allora, già che ci siamo, diamo il via a questo nostro faccia a faccia e insomma, vediamo quale sarà questo futuro delle banche. Dopo l'intervista andrà in onda Lucio Battisti con Si viaggiare del 1977. Buon ascolto. E allora, per questo nostro ultimo appuntamento in questo mese di agosto, e lo ringrazio per il cammino che abbiamo fatto assieme, ritroviamo Grazie a voi. Grazie, ritroviamo il segretario generale della Wilca, che vi ricordo essere sindacato che si occupa di credito, esattorie e assicurazioni e lavora quindi nel campo bancario. E segretario, intanto nel rinnovarle il mio personale ringraziamento per il tempo e per questo spazio che avete voluto regalare alla nostra radio, ecco, proviamo a fare a questo punto una sorta di conclusione, di epilogo di questo nostro cammino che abbiamo fatto assieme. Le pressioni commerciali, il benessere lavorativo, il ricambio generazionale, il rapporto vita-lavoro, la riduzione dell'orario di lavoro. Ecco, come è cambiato il settore bancario grazie all'intervento del sindacato? Perché voi, tra l'altro, quest'anno spegnete 75 candeline, quindi auguri doppi. Sì, grazie. Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Sì, un cammino lungo dove noi ci onoriamo, di cui noi ci onoriamo di far parte, con la speranza di rendere la Wilca sempre dentro la Will più protagonista nei nostri settori e curata per andare incontro alle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori.
Ha fatto un elenco di temi molto importanti che riguardano il settore del credito, ma in generale quello economico-finanziario. Abbiamo fatto, che è stato al centro dell'attività sindacale degli ultimi, direi, 20 anni, 25 anni, perché tutti quei temi che hai elencato sono stati affrontati attraverso soluzioni per far star meglio le lavoratrici e i lavoratori e affrontare anche gli effetti di un cambiamento di modo di fare banca, perché diciamo che già a partire, diciamo, dal cambio, dalla legge bancaria che trasformò le banche in SPA e quindi in aziende, imprese che devono fare utile, il tema del raggiungimento degli obiettivi e quindi della vendita dei prodotti è diventato uno dei temi importanti per le aziende per fare utile, ma anche uno dei fattori che ha prodotto il cambiamento nell'approccio con la clientela, in modo di per cui diciamo così, i ricavi bancari non erano più soltanto quelli determinati dalla differenza di tasso tra la raccolta e gli impieghi o dal credito, dall'erogazione di credito. E quindi il tema di come si fanno le politiche commerciali è stato un tema centrale, perché ci siamo accorti soprattutto all'inizio degli anni 2000 che quelle politiche commerciali rischiavano di trasformarsi in pressioni indebite sulle lavoratrici e lavoratori per vendere determinati prodotti, venderli a determinate fasce di clientela e spingerli sempre di più verso obiettivi sfidanti. Questo in un contesto in cui cominciava a ridursi il numero di personale, e per questo abbiamo fatto tutta una serie di accordi per affrontare questi temi. Quello che ha istituito il Fondo di solidarietà di settore, tramite il quale, diciamo, se ci sono delle uscite di lavoratrici e lavoratori, non avviene tramite licenziamenti, ma tramite processi di esubero, accompagnati appunto tramite il fondo e tramite processi di volontarietà dei lavoratori. Il ricambio generazionale sostenuto tramite il secondo pilastro di welfare, che è il fondo per l'occupazione, sostenuto dai lavoratori con una giornata, il corrispettivo economico di una giornata di lavoro ogni anno, che incentiva le banche con un'erogazione alle banche per ogni assunzione che viene fatta a tempo indeterminato, e allo stesso tempo degli accordi per porre al centro i temi etici nella vendita dei prodotti, ma anche la dignità, il rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori, in modo che le politiche commerciali non diventassero pressioni commerciali. Questo fino ad arrivare all'ultimo rinnovo del contratto nazionale del 2023, che sull'onda anche degli ultimi ha continuato a porre l'accento sull'occupazione, il ricambio generazionale, ma ha posto un focus fondamentale sulla conciliazione dei tempi vita-lavoro, sul benessere lavorativo, su come trovare soluzioni affinché le lavoratrici e i lavoratori stiano meglio nei luoghi di lavoro e stiano meglio gestiscano meglio il rapporto con quella che è la loro vita personale e familiare. Questo mi sembra fondamentale. Senta, ma il ricambio generazionale, cioè queste nuove leve che sono arrivate nel corso del tempo, come hanno di fatto cambiato, forse possiamo dire, l'essenza stessa del fare banca? Perché una volta la banca era quel posto con la B maiuscola nel quale si entrava solo in un certo modo, nel quale ci si comportava in un certo modo, nel quale la banca operava con un certo tipo di modo di fare. Poi negli anni 90 io ricordo per esempio una pubblicità di quello che apriva lo sportellino del telefonino e si illuminava tutta la banca e diceva così è aperta, poi chiudeva lo sportello del telefonino, dice così è chiusa, è arrivato l'home banking. Sono arrivate tante di quelle cose che per certi versi, mi perdoni, so che la vedrà, la sentirà, la percepirà come una bestemmia,
ma giuro non sto bestemmiando. In un certo senso la banca diventa quasi un elettrodomestico, se non un elettrodomestico, e mi scuso per l'infelice metafora, diventa una sorta di, come possiamo dire, di compagno di vita, mentre invece prima era l'istituto con la I maiuscola. È ovvio che è cambiato il modo di fare banca e cambierà ancora. Quello che però rimane immutabile e che anzi bisogna che rimanga immutabile, bisogna investire invece su questi aspetti sono alcuni aspetti. Uno, il rapporto di fiducia che ci deve essere tra l'istituto bancario e la clientela che deposita i suoi soldi o chiede alla banca di credito, o quindi gli dice utilizza la banca per tutelare il proprio risparmio oppure per avviare delle attività o per gestire i propri pagamenti o per chiedere un mutuo, e quindi serve un rapporto di fiducia indispensabile. E la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori, che è cambiata, ma direi che nel tempo è anche cresciuta molto, perché si è diversificata su temi di cui una volta il bancario non si occupava, tra l'altro anche con un carico enorme di responsabilità date dalle disposizioni delle autorità di regolazione o rispetto a temi importanti come dico ad esempio l'antiriciclaggio. E quindi l'altro aspetto che non muta è che le banche, ma in generale il sistema economico-finanziario, il sistema del credito, ma direi anche quello assicurativo, sono centrali nella vita del paese. Sono centrali sia per appunto il fondamentale compito della tutela del risparmio, sia che sono un motore di sviluppo nei territori, da qui nostra battaglia contro la desertificazione bancaria, di cui abbiamo parlato in una delle puntate precedenti, per stare sui territori a sostegno delle comunità e delle persone che hanno più bisogno del contatto con le persone che gestiscono i loro risparmi, e il fatto che comunque le banche svolgono un servizio essenziale per la clientela. Non a caso, come ho detto appunto in quella puntata, durante la pandemia le banche hanno continuato a rimanere aperte perché era individuato tra le aziende che svolgono un servizio essenziale alla cittadinanza. Questi aspetti non sono cambiati, poi sono sviluppati in modo diverso tramite strumenti diversi, tra cui quelli che oggi sono consentiti dai miglioramenti tecnologici, però dietro questi strumenti ci sono sempre delle persone che li fanno funzionare, tipo l'home banking, tipo la possibilità delle app e quant'altro. Ci sono sempre le persone che consigliano come meglio tutelare il proprio risparmio, come meglio fare gli investimenti, come meglio poter avviare una propria attività, e quindi il tema dell'erogazione del credito. E quindi le banche devono, a nostro avviso, nella loro legittima azione di libera impresa che punta al profitto, mantenere il focus sul loro ruolo sociale, sull'importanza che hanno nel paese per favorire la crescita del paese, perché dal momento in cui si cresce economicamente il paese, crescono le attività produttive, si favorisce occupazione nel settore bancario, ma anche in tutti quei settori in cui le aziende operano, quelle aziende che hanno credito dalle banche, e quindi si crea un circuito virtuoso che va a favore dell'occupazione nel paese e della crescita economica del paese. Noi con le nostre attività, con l'attività sindacale di tutti gli anni, abbiamo sempre accompagnato i processi tramite le relazioni sindacali,
perché tutti questi cambiamenti non fossero effettuati solo unilateralmente da parte delle banche, ma attraverso una gestione condivisa, appunto con accordi e contratti nazionali che mettessero le parti insieme a trovare le soluzioni migliori a favore della collettività. E su questo abbiamo lavorato per mantenere i livelli occupazionali, favorire crescita professionale, ridurre i rischi di pressioni commerciali e soprattutto nell'ultimo contratto del 2023 favorire benessere lavorativo e conciliazione dei tempi vita e lavoro. Dico ad esempio, c'è stato nell'ultimo contratto un aumento economico importante legato all'inflazione e alla crescita di produttività del settore, ma anche abbiamo definito la riduzione di mezz'ora dell'orario di lavoro settimanale in un processo di riduzione dell'orario di lavoro che era già iniziato negli anni precedenti. E la riduzione dell'orario di lavoro a parità o crescita di salario è uno di quei fattori, che infatti è patrimonio anche della UIL, delle richieste della UIL a livello confederale, che danno la possibilità alle persone di avere maggiore retribuzione lavorando meno e poter avere più spazi per sé, per la famiglia e per la crescita, diciamo, non soltanto professionale ma anche sociale. Segretario, ma i ragazzi di oggi sognano ancora l'impiego in banca, secondo lei? Cioè, immagino che a lei capiti, magari o sia capitato anche di aver assistito o di aver condotto qualche colloquio di lavoro. Cioè, quando arrivano questi giovani laureati, per esempio, in economia e commercio e così via, che cosa le dicono? Questa è una domanda interessante perché si sta assistendo a un fenomeno, a un cambiamento di approccio, rispetto al quale anche le banche devono fare una riflessione. Io prima di diventare segretario generale facevo trattativa come segretario di coordinamento in un gruppo bancario e mi capitava di andare a fare gli incontri con i neoassunti, erano incontri previsti dove il sindacato spiegava che cosa fa il sindacato dentro le banche, eccetera, a ragazzi di nuova assunzione. C'era grande interesse ed molti ragazzi erano, come dice lei, laureati in economia e commercio, arrivavano da materie una delle richieste che prevalentemente facevano, ma sono passati un bel po' di anni, erano di natura contrattuale, di stabilità, diciamo così, del posto di lavoro, eccetera. Oggi io mi spiace, non faccio più quel tipo di attività, però quando mi capita di parlare con i ragazzi o i riscontri che abbiamo dal nostro quadro sindacale che ci parla spesso, i ragazzi intanto hanno un approccio leggermente un po' diverso, un po' perché hanno fatto studi diversi, non tutti ormai arrivano solo da studi economici, la selezione delle banche sta puntando anche su chi ha fatto studi matematici, chi è esperto in tecnologie, eccetera. Hanno prospettive diverse, chiedono sì quanto è la retribuzione, ma chiedono anche quanto è i temi della flessibilità del lavoro, della conciliazione dei tempi vita-lavoro, hanno una sensibilità verso questi aspetti, diciamo così, più normativi sociali. E l'altro elemento che, ripeto, è un elemento su cui bisogna fare delle riflessioni anche le banche, è che rispetto al passato si stanno cominciando a verificare intorno al 10% dei neoassunti dimissioni entro 2 anni dall'assunzione, cioè lavoratori assunti in banca a tempo indeterminato che, nonostante siano assunti in banca a tempo indeterminato, entro 2 anni dalla loro assunzione decidono di dimettersi. Questo perché evidentemente non trovano nella banca quelle risposte o quelle aspettative che prima la banca invece magari poteva dare, o perché, diciamo così, la sicurezza del posto di lavoro non è più il solo
riferimento a cui fa un giovane oggi, e di questo bisogna sicuramente tenere conto rispetto a un mondo che cambia, e che cambiando il mondo cambia anche il mondo del lavoro, ovviamente. Segretario, per concludere, naturalmente non le chiedo di qui a 75 anni come sarà la banca, perché non abbiamo la sfera di cristallo, ma diciamo di qui a 20 anni, come cambieranno le banche secondo lei? Molto complicato, anche perché sicuramente influirà molto l'impatto dell'intelligenza artificiale, e credo che nessun esperto oggi, almeno quando mi è capitato in qualche convegno di parlare con esperti, sa con certezza dire quale sarà tutta l'evoluzione che l'intelligenza, a che punto potrà arrivare l'intelligenza artificiale, quindi è molto complicato da dare una risposta. Io credo che però quei fattori che dicevo prima, fiducia, professionalità e centralità del settore, rimarranno, e in questo il sindacato ha un ruolo, io credo, fondamentale. Credo che sia anche certificato, come mi è capitato di dire in un'altra puntata, dal fatto che circa 75%, 70-75% dei lavoratori continua a essere iscritto al sindacato, anche dei giovani che arrivano si iscrivono, e noi abbiamo poi tanti giovani che vogliono anche fare attività sindacale, e sarà fondamentale il sindacato, forse ancora di più che in passato, perché tutti questi cambiamenti hanno bisogno di una gestione condivisa, attraverso le relazioni sindacali, perché attraverso le relazioni sindacali si trovano le soluzioni che sono in grado di raccogliere le sensibilità delle lavoratrici e dei lavoratori e di coniugarle con gli obiettivi delle aziende in un processo comune virtuoso, in cui noi crediamo debba essere posta al centro l'occupazione, perché noi non ci arrendiamo all'idea, e non ci vogliamo arrendere all'idea, che più digitalizzazione significhi meno occupazione. Anzi, diciamo che se più digitalizzazione significa più produttività, ci possono essere spazi anche per cambiamenti di lavoro, cioè di mansioni di attività, ma per più occupazione. Crediamo che gli strumenti, come dicevo prima, del Fondo di solidarietà, il Fondo per l'occupazione, le ultime soluzioni trovate nel rinnovo del contratto nazionale sul ricambio generazionale, danno grandi opportunità per far uscire chi vorrà uscire o in pensione o attraverso processi di accompagnamento alla pensione, ma con un ricambio di pari numero di lavoratori per garantire continuità all'attività, e per mettere sempre più al centro temi della retribuzione, perché la retribuzione è un fattore importantissimo per dare libertà alle persone poi di costruirsi una propria vita, ma anche di farlo in condizioni di benessere complessivo, professionale, lavorativo, e anche nella loro vita privata, che favorisce la crescita di persone che danno un migliore contributo alla crescita della società. Quindi io credo che le relazioni sindacali nel settore del credito, ma devo dire anche in quello assicurativo che noi seguiamo, anche nella discussione che noi seguiamo, sono sempre state centrali per creare queste condizioni, ma lo saranno sempre di più perché i cambiamenti saranno sempre più repentini e imprevedibili, e per accompagnare questi processi serviranno sempre più una contrattazione collettiva continua. Per questo noi abbiamo chiesto, e il 22 di settembre finalmente partirà, l'abbiamo definita nel penultimo e poi confermata nell'ultimo rinnovo del contratto nazionale, la cabina di regia del settore del credito, i cui lavori appunto partiranno il 22 di settembre finalmente, perché è un luogo di confronto tra sindacato e associazione bancaria, ma questo lo chiederemo anche nel mondo assicurativo, per affrontare i temi che ci sono, ma se possibile per prefigurare scenari futuri, in modo da fare quella cosiddetta contrattazione d'anticipo che possa preparare trovarci preparati di fronte a cambiamenti che possono anche essere epocali, mettendo al centro le persone, le loro esigenze, e al centro anche le esigenze della clientela, che sempre delle persone sono,
per favorire una crescita collettiva del paese in termini virtuosi, sia di benessere complessivo sia dal punto di vista economico. Molto bene, allora in bocca al lupo e avremo modo di continuare a raccontare questo cammino se vorrete. Grazie. Volentieri, vi ringrazio per questi appuntamenti che spero siano risultati interessanti agli ascoltatori. Grazie. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli, ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po', e non picchieresti in testa, così forte no, e potresti ripartire. Certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure. Gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare. Con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente senza strappi al motore, e tornare a viaggiare, e di notte con i fari illuminare, chiaramente la strada per saper dove andare, con coraggio, gentilmente, gentilmente, dolcemente viaggiare. Quel gran genio del mio amico, con le mani sporche d'olio, capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, con un ritmo fluente di vita nel cuore, gentilmente, senza strappi al motore, e tornare a viaggiare, e di notte con i fari illuminare,
senti dolcemente viaggiare. Buongiorno Antonino, a te la linea. Ma buongiorno a te, cara Natalia, benvenuta. Come vedete abbiamo fatto il cambio dei macchinisti a Napoli Piazza Garibaldi, ora il pendolino lo conduce lei, signore e signori. E niente, io mi viene sempre in mente quando ero studente e facevo questo lungo viaggio da Milano fino a Vibo Valencia, cara Natalia. Ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Allora, intanto ben trovata, buon lavoro, sono contento che tu sia qua, la nostra Sveva se n'è andata in ferie e insomma ci racconterà poi al ritorno le sue 1000 avventure. Intanto vi dico che sono le 13:06 e 39 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie ancora a Fulvio Furlan, segretario generale Wilca, per il suo tempo e per questo cammino estivo nel mondo delle banche. Abbiamo anche scoperto che anche i bancari hanno un'anima. Avete ascoltato l'immenso Lucio Battisti, Sì viaggiare, anno di grazia 1977, un pezzo che si è illustrato da sé, per dirla con Sandro Ciotti, sulle billboard, come direbbero i più bravi di tutto il mondo. Allora, alcune notizie, aggiornamenti, poi alle 13:22 avremo la nostra Maddalena Baldini per l'ultima puntata della nostra rubrica a caccia di bei posti e cose buone da mangiare. L'ADN Kronos racconta di Teramo, 27enne trovato morto davanti al PC, indossava una maschera antigas. Non si esclude che il ragazzo stesse partecipando a una sfida sui social. Un ragazzo di 27 anni è stato trovato morto a Rossetto degli Abruzzi davanti al PC con indosso una maschera antigas a cui era collegata una bomboletta di gas refrigerante. Cioè, l'R134, quello dei condizionatori? Ma stiamo scherzando? A trovare il corpo, no, lo chiedo se gas refrigerante, a trovare il corpo sono stati i genitori ieri nella tarda serata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Teramo che indagano sulla vicenda. Al momento la pista più probabile è quella del gesto volontario, anche se non si esclude che il 27enne stesse partecipando a una sfida sui social network. I carabinieri hanno sequestrato il computer e i dispositivi informatici del ragazzo. Vedremo che cosa succederà, vedremo che cosa troveranno gli inquirenti. Nel frattempo, purtroppo a Roma una 60enne è stata violentata e rapinata al parco di Tor Tre Teste. Sempre l'ADN, una donna romana di 60 anni ha denunciato di essere stata rapinata del cellulare e violentata al parco di Tor Tre Teste nella capitale poco dopo le 6 di ieri mattina. Sul posto, dopo la chiamata al 112, i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima al Policlinico Casilino per il protocollo rosa e i carabinieri della compagnia Casilina impegnati nelle indagini. La donna stava portando a passeggio il cane quando è stata sorpresa da un uomo descritto come di colore che l'ha rapinata del cellulare e violentata. Scioccata dopo quanto subito, la vittima si è preoccupata di mettere in sicurezza il proprio cane, affidandolo a una vicina di casa per poi chiamare i soccorsi. Al vaglio dei carabinieri della compagnia Casilina, impegnati nelle indagini insieme al nucleo investigativo di Roma, le telecamere nell'area per coprire tutte le possibili vie di fuga. Sul posto anche il figlio della vittima. Ancora vediamo che altre news abbiamo sempre in tempo reale sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, sono le 13:10 in questo momento e vi dico anche che abbiamo proprio, visto che siamo una Capitaneria di Porto, abbiamo sempre l'ADN, questa è fresca di pochi minuti fa. Ponza, nave da crociera MSC in avaria con oltre 8.500 persone a bordo, al via i soccorsi.
2 rimorchiatori sono partiti da Gioia Tauro e Napoli per assistere la nave, situazione a bordo tranquilla e sotto controllo. Nave da crociera della MSC in avaria al largo di Ponza con 8.585 persone a bordo. L'allarme è scattato alle 7.25 di questa mattina quando la MSC World Europa, in navigazione da Genova a Napoli, ha comunicato al Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell'isola Pontina. La situazione a bordo risulta tranquilla e sotto controllo. Le condizioni meteo marine sono favorevoli, i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo. 2 rimorchiatori sono già partiti rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli. Intanto vediamo un attimo se riusciamo a individuarla su marinetraffic.com, che è il sito tra l'altro che si occupa del traffico marittimo mondiale. Vediamo a che punto è la situazione, ve la mostreremo tra poco con la condivisione schermo. Vi dicevo, sono partiti 2 rimorchiatori, uno da Gioia Tauro, l'altro a Napoli, per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli. Tecnici specializzati della compagnia stanno inoltre raggiungendo l'unità per effettuare le necessarie verifiche a bordo al fine di risolvere l'avaria. A scopo precauzionale è stato disposto l'invio in zona della motovedetta CP308 della Guardia Costiera di Ponza e inoltre c'è la motovedetta CP280 della Guardia Costiera di Napoli. È inoltre previsto un sorvolo di un elicottero AW139 Nemo della Guardia Costiera. Il centro secondario di soccorso marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l'evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto diretto con la nave e con l'armatore. Allora, andiamo a vedere adesso dov'è questa nave, vediamo se riesco a mostrarvela in diretta. Aspetta un attimo che provo a zoomare sull'area. Ovviamente stiamo andando a vedere le navi nel tratto di mare interessato al largo di Ponza. Adesso tra poco avviamo la condivisione schermo e vediamo se riesco a beccarla. Questo è il Mar Tirreno e fin qua siamo tutti contenti. Questa ha l'aria di essere, vediamo un po', no? Un po' troppo indietro. Intanto io apro, come si chiama? MSC. Vediamo un po', MSC World Europa. Eccolo qua, chissà se qualcuno ci sta ascoltando. Eccola qua, fermi tutti. Dunque, ecco, Natalia, io sto per avviare la condivisione schermo, dimmi se si vede. No, si vede la condivisione schermo se tu la attivi, anche se non siamo in chiamata video. Guarda un po'. Ok, provo subito. Ecco, guarda un attimo che... eccolo qui. Olè. Eccola qua. La vedi? Sì, la vedo, adesso cerco di metterla in onda. Perfetto. Allora, eccoci qua nel mare al largo di Napoli. Vi possiamo mostrare anche la cartina geografica. Quindi questo punto blu fermo qui è la MSC World Europa, che è appunto la nave, eccola qua, guardate che nave imponente che è. Tra l'altro per il momento risulta ferma e in particolare la sua velocità è mezzo nodo, sostanzialmente viene spinta dalla corrente marina. Eccola qua, che bella nave tra l'altro, 8.500 persone che aspettano al largo. Questa è Ischia, vedete, proviamo a zoomare un pochino. Ecco, questa è la nave, questo punto blu che vedete, chi ci sta seguendo attraverso i nostri, come si dice, i nostri canali video. Poi abbiamo, praticamente si trova al traverso dell'isola di Ischia e in particolare all'altezza del Golfo di Napoli. Quindi in sé e per sé, quant'è la scala?
10 chilometri, quindi sarà 10, 20, 30, 40, 50, sì, una cinquantina, 25 miglia più o meno la stimo, una cinquantina di chilometri a ovest dell'isola di Ischia e una settantina da Napoli, più o meno, va. Vediamo che cosa c'è. Un'altra nave ferma, tra l'altro, MSC Prosperity. Questa però è una nave portacontainer che non c'entra niente. Dicevo, questa è MSC World Europa che per il momento è ferma. La sua destinazione è Napoli. La nave veniva da dove veniva? Non lo sappiamo. Vediamo un attimo. Fast Track. Vediamo da dove veniva la nave. Ecco, la nave veniva da Genova e stava andando verso Napoli, quindi ha viaggiato durante la notte lungo il Tirreno fino a quando alle 7:25 di stamattina, al largo a sud di Ponza, come potete ben vedere, questo è il Golfo di Gaeta, Napoli, praticamente stamattina alle 7:25 la nave ha avuto questa avaria ai motori, avaria che praticamente l'ha inchiodata al largo di Napoli. Va bene, sì, tolgo la condivisione, Natalia, possiamo tornare con la mia immagine, grazie. Insomma, per il momento tutto sotto controllo, vedrete che arriveranno i rimorchiatori e se la porteranno serenamente in porto a Napoli. E questa sarà stata soltanto una storia in più da raccontare per i suoi passeggeri, via. Dai. Allora, 0292947222 se volete intervenire per telefono oppure 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la zappa o WhatsApp che dir voglia sì. Ultime notizie dall'ANSA, raid IDF a Gaza, colpito l'ospedale Nasser, 19 morti inclusi 4 giornalisti. Nell'attacco sono rimasti uccisi i reporter dell'agenzia Reuters e dell'emittente USA NBC. Un drone israeliano ha colpito il complesso ospedaliero a Khan Yunis. Dall'alba sono 24 le vittime nella striscia. Ancora. La notizia anche qui della nave da crociera che è in avaria al largo di Ponza, ma anche al largo di Ischia. Per il momento, dice appunto la Guardia Costiera, la situazione risulta tranquilla, quindi per adesso è tutto sotto controllo e auguriamo ovviamente ai passeggeri di attraccare in tempi molto rapidi. A San Maurizio Canavese invece la Vuelta, il Giro della Spagna comincia con una sorpresa di quelle non proprio piacevoli, dice l'ANSA. Furto di bici alla Vuelta, scassinato il furgone del team della maglia rossa, denuncia sui social del team Visma di Vingegaard, vincitore ieri. Furto di biciclette da corsa alla Vuelta, una ventina per un valore di centinaia di migliaia di euro, quelle rubate dal furgone del team Visma Lise Bike. La squadra di Jonas Vingegaard, che ieri si è aggiudicato la seconda tappa della corsa, con arrivo in salita a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, indossando la maglia rossa. A denunciare il furto su X è stato lo stesso team Visma. Ieri sera il furgone dei nostri meccanici, si legge nel post, è stato scassinato e diverse bici sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia completamente preparata per la terza tappa. La polizia ha avviato un'indagine sull'incidente. Il furto, secondo quanto s'apprende, sarebbe avvenuto nella notte a San Maurizio Canavese, in provincia di Torino, da dove oggi la corsa affronta la terza e ultima tappa con arrivo a Ceres, nelle valli di Lanzo, in provincia di Torino. Vedremo che cosa succederà e vedremo naturalmente, speriamo che ritrovino insomma queste biciclette, andare a rubare. Abbiamo di nuovo i ladri di biciclette e non è né un film né tantomeno un gruppo musicale con Paolo Belli e Francesco Baccini.
Andiamo a vedere ancora altre news, mentre sono le 13:20 minuti e 19 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Anche qui naturalmente l'AGI riferisce dell'avaria alla nave da crociera della MSC, la MSC World Europa. Per adesso niente di nuovo, quindi per adesso tutto sotto controllo. Nel frattempo l'AGI ci dice che Amerigo De Grazia e Margherita Assenza sono stati liberati in Venezuela. Gli italo-venezuelani arrestati lo scorso anno, la famiglia di Alberto Trentini adesso spera. Il 24 agosto, nella notte di Caracas, è stata annunciata la liberazione degli italo-venezuelani Amerigo De Grazia, arrestato il 7 agosto del 24, e Margherita Assenza, arrestata il 2 ottobre del 24 insieme a un gruppo di altri detenuti. Lo riferisce la Farnesina. Si tratta di un risultato maturato anche grazie al lavoro svolto dalla Farnesina e dalle istituzioni dello Stato su impulso del ministro Antonio Tajani e del governo, recita il testo. Amerigo De Grazia, un ex deputato d'opposizione dell'Assemblea nazionale, detenuto presso l'elicoide in regime di isolamento. L'ambasciata d'Italia aveva ripetutamente sensibilizzato le autorità venezuelane in merito alle preoccupanti condizioni mediche del connazionale affinché venisse sottoposto alle cure specialistiche necessarie. Margherita Paulina Assenza Arteaga, detenuta presso l'elicoide, lavorava assieme al sindaco di Maracaibo, Rafael Ramirez, arrestato con lei con l'accusa di aver commesso reati contro il patrimonio dello Stato. Entrambi dovranno comparire in tribunale lunedì per chiarire le modalità relative all'eventuale prosecuzione del procedimento e la loro posizione individuale. È stato inoltre disposto che non possano allontanarsi da Caracas. Per altri detenuti, invece, è stato stabilito un regime di detenzione domiciliare. Nella nota la Farnese ha affermato che continua l'azione per la liberazione di Alberto Trentini e tutti gli italiani ancora detenuti. Possiamo solo immaginare la felicità delle famiglie nel poter riabbracciare i propri cari finalmente liberi. Così la famiglia di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela dal 15 novembre scorso, che commenta la notizia del rilascio dei due cittadini italo-venezuelani liberati dopo che erano stati arrestati in Venezuela rispettivamente il 7 agosto e il 2 ottobre del 24. Ed è una felicità che vorremmo poter condividere anche noi, sottolinea la famiglia del 45enne, attraverso la loro legale, l'avvocata Alessandra Ballerini. Alberto è in carcere da oltre 9 mesi, nessuno lo ha ancora potuto visitare. Esigiamo che il nostro governo concretizzi finalmente gli sforzi per portare a casa Alberto. Ogni giorno in più di detenzione attesa produce intollerabile sofferenza. Confidiamo nell'azione urgente della Farnesina e dell'inviato speciale. Liberare Alberto deve diventare la priorità per chi ha il potere di riportarlo a casa. Ma adesso io dal Venezuela vi porto direttamente nella Valdobbiadene. Abbiamo con noi la nostra Maddalena Baldini per questo ultimo faccia a faccia. Ci racconterà appunto un bel posto dove si mangia e si beve bene. Natalia, se sei pronta, vai pure alla via così, come si dice in marina. E allora, per questo lunedì concludiamo il nostro cammino tra bei posti e buone cose da mangiare insieme alla nostra giornalista enogastronomica, nonché scrittrice Maddalena Baldini. Tra l'altro, congratulazioni per il tuo L'estate della pioggia, hai vinto un premio importante, ce lo vuoi dire che premio è? Buongiorno. Sì, Nino, grazie intanto. Si tratta del premio speciale Lord Byron Golfo dei Poeti. Quindi sono molto felice perché è l'ennesima conferma, insomma, che il romanzo piace, sta andando bene, ha parecchi consensi, quindi un'altra bella notizia che mi è arrivata nell'estate. Felicissima. Molto bene, questo mi fa molto piacere. Quando c'è la qualità viene sempre premiata, questa è la cosa più importante. Senti, con che cosa chiudiamo a questo punto? Oggi chiudiamo con un bel brindisi, perché facciamo una sosta a Valdobbiadene, anzi Conegliano e Valdobbiadene per dire il nome corretto,
e facciamo un bel brindisi con un'eccellenza, con un spumante di OCG. Questo territorio è particolare, è unico. Sono andata a visitarlo poco tempo fa. Tra l'altro è un altro sito patrimonio UNESCO, perché da pochi anni è rientrato all'interno proprio di questa grande famiglia delle bellezze mondiali, ed effettivamente vi garantisco che l'impatto è eccezionale. Ci troviamo in un territorio collinare, considerate che siamo all'incirca una cinquantina di chilometri da Venezia e un centinaio di chilometri dalle Dolomiti. Un territorio collinare, e al di là, diciamo, della bellezza naturale del posto, quello che colpisce ulteriormente è questa simbiosi, questa sinergia con l'uomo, perché tutte queste colline sono completamente ricoperte dai vigneti di uva glera, che è l'uva che si utilizza per la produzione di questo spumante di OCG dalle caratteristiche incredibili. In alcuni casi, attenzione da non confondere con la DOC Prosecco, perché sai, i territori sono confinanti. Qua invece siamo proprio su una produzione di OCG, anche se vengono utilizzate le stesse uve. Mi piace aggiungere una cosa, Antonino, che questo territorio, cioè parliamo di territorio nel territorio. Intanto anche qua abbiamo la viticoltura eroica. La settimana scorsa, trattando delle Cinque Terre, abbiamo parlato dei muretti a secco, dei terrazzamenti. Ecco, in questo caso ci sono sempre dei terrazzamenti che si chiamano ciglioni, quindi sono proprio erbosi, però diciamo. E qua la coltivazione, la lavorazione dei vigneti è fatta rigorosamente a mano, e allo stesso modo la vendemmia viene fatta a mano. Su queste colline poi abbiamo le rive, sono per l'appunto, vengono chiamati così questi appezzamenti, e in alcuni casi le troviamo anche sulle etichette delle bottiglie, per poi arrivare a questa collina di 108 ettari, se non ricordo male, che è proprio l'eccellenza assoluta, che è la collina di Cartizze. Ebbene, qua chi ha un appezzamento, un vigneto, un qualche cosa, diciamo che si trova proprio nell'eccellenza assoluta, nella massima espressione della DOCG. Che meraviglia. Senti, con che cosa lo possiamo abbinare? Allora, questo spumante è assolutamente versatile, perché al naso compaiono delle note fruttate, floreali, abbiamo sentori di frutta, polpa bianca, abbiamo degli accenni esotici, tutte caratteristiche che poi si ritrovano anche al gusto, al palato. L'aperitivo diciamo che è una delle massime espressioni, ma sicuramente lo possiamo abbinare con una cucina a base di pesce, anche quelle orientali, come per esempio un sushi. Possiamo provare anche questo accostamento. Sta bene con le carni bianche, sta bene con gli salumi magari non troppo speziati, con i formaggi di media stagionatura. Capire poi se ci troviamo di fronte a uno spumante brut, extra dry o dry, in base al residuo zuccherino, quindi possiamo scegliere abbinamenti specifici. E visto che siamo sempre sul territorio, io lo abbinerei anche a un dolce amatissimo non solo in Italia ma in tutto il mondo, che è il tiramisù, visto che è nato a Treviso, e Conegliano e Valdobbiadene, proprio questo territorio meraviglioso che abbraccia 15 comuni, siamo nella provincia di Treviso. Che meraviglia, veramente che meraviglia. Senti, è un bel posto da visitare? Allora, sicuramente vi consiglio di far tappa alla Cantina alle Culture. I proprietari sono gentilissimi, team giovane, molto dinamico,
e hanno una bellissima selezione di etichette e consiglio di andare a far visita in cantina, magari in bicicletta, perché le colline di Conegliano Valdobbiadene sono eccezionali anche da visitare proprio in e-bike con un bel percorso. Che meraviglia davvero. Senti, per concludere, diciamo così, questo nostro viaggio, una meta, diciamo, settembrina, dove andare? Una meta settembrina io consiglio sempre la zona dell'Oltrepò Pavese, visto che è un territorio, come lo definisco io, un buon compromesso, sempre comodo da raggiungere, ci sono eccellenze enogastronomiche, ci sono belle strutture. Stessa cosa consiglierei poi per la Toscana, un po' perché sono di parte, concedetemelo, ma sappiamo che è un territorio talmente bello, talmente meraviglioso, anche il classico giro sulle colline del Chianti, magari quando i vigneti iniziano a cambiare un po' di colore, quindi dalla bellezza del verde, della vendemmia si passa ai colori autunnali che lasciano sempre un grande impatto. Come dico sempre, l'Italia è meravigliosa e di conseguenza qualsiasi paese, anche quello più piccolo, ha dei segreti e delle chicche meravigliose da scoprire. E questa mi sembra la degna conclusione di un bellissimo viaggio che abbiamo fatto assieme. Davvero grazie Maddalena per il tuo tempo e per la tua disponibilità, e soprattutto seguitela su degustaviaggi.it, che è il bellissimo sito dove lei ci racconta queste sue scorribande enogastronomiche. Grazie ancora. Grazie a voi, un abbraccio, grazie di cuore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Amore mio, dimmi se sei triste così come me. Dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con me. Così come me, dimmi se chi ci separò è sempre lì accanto a te. Se tu sei felice con lui o rimpiangi qualcosa di me. Io ti penso sempre, sai, ti penso. Una
una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, ma tu non sei qui con E con questo monumentale pezzo di Fred Bongusto, anno di grazia 1964, noi non possiamo che riprendere la linea alle 13:35 minuti e 44 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà per questa puntata di Capitaneria di Porto, ladies and gentlemen, in questo lunedì 25 di agosto dell'anno del Signore 2025. Natalia, un momentino che ti passo l'immagine, perché ovviamente per chi ci sta seguendo in video vi faremo vedere Sava Sandir, la rotonda sul mare più famosa al mondo, che è quella di Senigallia, ovviamente. Non so perché, ma a me sto pezzo mette sempre una certa nostalgia, una piacevole nostalgia, vi devo dire la verità, non sai quelle cose, quella papoce, no, non è un pezzo è un pezzo di dignitosa e saporosa nostalgia, devo dire la verità. A me piace, non so a voi. 340-670-9659, oppure se avete voglia potete chiamare allo 0292947222, perché tergi e versiamo, perché adesso è giunto il momento del mercatello, e il mercatello ovviamente oggi si occupa della rotonda sul mare, ma si occupa anche di una tradizione tipicamente estiva, e arrivati all'altezza del 25 di agosto possiamo permetterci di parlarne. Allora, avete mai fatto il bagno di mezzanotte? Io no, vi confesso che non l'ho mai fatto. Succede. Arrivata all'alba di 45 anni, io non ho mai fatto il bagno a mezzanotte. Ma è vero, pur promettendomi ovviamente di rimediare a questa cosa, lo faremo come ad Alicudi, tutti nudi, per citare l'immenso Calboni Fatozzi subisce ancora dell'83, dovrebbe essere questo, sì. Grazie a te Natalia, come sempre. Allora, il bagno di mezzanotte è una tradizione, e più in generale, che si è affermata, se va a dire, con il boom economico, quando la gente aveva più tempo e più possibilità per passare le serate fuori, quando naturalmente c'erano i locali aperti fino a tarda notte. Qualche sera fa, vi dico la verità, ho rivisto il Sorpasso, perché non ho fatto a tempo a vederlo a Ferragosto, poi mi è arrivato per fortuna il DVD qualche giorno fa e ho avuto il piacere di rivederlo, ed era un'Italia spensierata, lo possiamo dire, sì, è un'Italia spensierata, quella raccontata dal Sorpasso, un'Italia che affronta l'ultimo anno di vacche grasse del boom, o meglio il penultimo, perché l'ultimo sarà il 1963. Dal 64 in poi la crescita economica italiana rallenta, pur tenendosi sostenuta. I giornali parleranno di congiuntura, per non dire che insomma le vacche grasse sono finite, ora sono grasse ma non troppo di più. E però in quell'Italia insomma nascono tutta una serie di riti nuovi. E allora questa è la stampa di martedì 1, mercoledì 2 agosto del 67. Bellissimo l'archivio storico della Stampa, salutiamo anzi i colleghi, perché è fonte di perle veramente stupende. Donne confidenziale, vacanze, riposo o evasione? Follie d'estate, sentite qua, il bikini di mezzanotte.
Il bikini per il bagno di mezzanotte mimetizzato da 4 fazzoletti annodati sulle spalle che prima di immergersi nel mare vengono lentamente tolti a ritmo di danza con sottofondo musicale in onore a quella che fu la prima spogliarellista della storia, Salomè. E l'ultima eccentricità dell'estate. Pensate, nell'estate del 67 lo spogliarello col bikini. Noi oggi abbiamo la gente che frigna nei video YouTube semplicemente per poi dirti sono una studentessa di recitazione. Mi sto riferendo a quella ragazza, 23 anni, cavolo, adulta e vaccinata, che ha avuto la bella idea di prendersela con un medico perché è andata a fare un TAC e quello le ha detto se si leva il reggipetto siamo tutti più felici, e lei è andata in crisi. Ora, non so voi, io voglio dire, non sono cresciuto nel Medioevo, però se uno a 15-16 anni faceva una battuta di questo genere, le mie coetanee erano benissimo in grado di metterti a posto con una battuta altrettanto pungente e che ti faceva pensare 2 volte prima di tornare a sfottere. Cioè, signorina, ma ci voleva tanto a dirgli: "Dottore, ma proprio lei parla, lei che la chiamano Cesareo perché non ha visto nemmeno quella di sua madre". So che non è molto fine e mi scuso con le signore all'ascolto, però voglio dire, ci vuole assai ogni tanto ad avere un po' di testa e rintuzzare uno che ti fa una battuta imbecille come questa, posto che è una battuta imbecille e come tale va esecrata, però ci si può anche difendere con le parole, eh? Ci si può anche difendere con le parole. Comunque, torniamo nel 67, quindi lo spogliarello in onore a Salomè col bikini, lo spogliarello di mezzanotte. Le vacanze ognuno se le gode come vuole, c'è chi le considera la pausa ristoratrice per ristabilire l'equilibrio del sistema nervoso alterato dai lunghi mesi di lavoro e beatamente si crogiola al sole e si rotola all'ombra dei monti, impiegando la maggior parte del tempo a dormire, a riposare, ignorando la mondanità e i divertimenti. Per altri invece le vacanze rappresentano l'evasione dalla solita routine quotidiana e si imbarcano perciò in lunghi viaggi in automobile partendo all'avventura senza un itinerario preciso, senza prenotazioni alberghiere. C'è sempre la macchina per dormire ed arrivano magari fino al Polo Nord, correndo da una città all'altra per riuscire nel giro di 15 o 20 giorni a vedere quasi altrettante capitali europee. I super organizzati, scrupolosi e disciplinati ragionano, regolano il tempo libero sul programma fornito dall'agenzia dei viaggi e si mantengono in costante contatto con hostess e organizzatori e cercano in attesa di leggere le modifiche alla tabella di marcia che possono avvenire nel corso di una crociera o un viaggio in pullman, si arrabbiano e strepitano facendo poi un chiasso infernale. È inutile fare l'elenco dei diversi modi di come e dove si trascorrono le ferie, ma è stabilito che un'alta percentuale di persone le scambia per un tour de force e del divertimento sollecitato dal desiderio di folleggiare ad ogni costo. Voi avete il desiderio di folleggiare ad ogni costo come nel lontano 1967? Vergogna. Andiamo a vedere un attimo, vergogna, birichini o birichine, è vero? Bocca mia, taci. Andiamo a vedere un attimo, sempre sull'archivio della stampa, perché i miei occhi se ne sono andati, quindi preferisco vedere con lo zoom al ballo in pigiama, ecco qua il pigiama, e torniamo sempre negli anni 60. Torniamo sempre negli anni 60 e in particolare questa nostra una rotonda sul mare. Ecco, vediamo se riusciamo a darvi questa, eccolo qua. Andiamo poi nel 69-70, sì. Ecco. Stavolta dovremmo farcela. No, non è qua. Vabbè, niente. Stavo dicendo,
Negli anni 60, naturalmente, le varie sorprese, le varie, come potremmo dire, le varie attività, follie che si potevano trovare nel corso dell'anno, è chiaro che sì, come si poteva dire, si mostravano in ogni modo, ecco. Diciamo che in certi posti, a proposito di una rotonda sul mare, questa è la stampa del 4 agosto 1937, anno 15° dell'era fascista. Ecco, ho una pelliccia da vendere, si rinnova il mito delle baccanti sulla vasta spiaggia di Senigallia, i riti apollinei disturbati. Per poco non sono stato sbranato come Penteo, il potere ristoratore dei Vincisgrassi. La bufera è passata. Lo diciamo, chi erano le baccanti? Erano delle donne in preda alla frenesia estatica invasate da Dioniso, il dio della forza vitale, quindi signore che volevano folleggiare in quell'estate del 1937. E allora le belle bagnanti, alcune delle quali veramente superbe, hanno lasciato i loro riti apollinei sulle rive del mare e così poco vestite come si trovavano, distese sull'arena alle carezze del sole, hanno riempito in un battibaleno la quadra, amplissima sala maggiore dell'albergo a Senigallia. La moda, diceva Voltaire, è un'irresistibile fiamma a cui si bruciano volentieri tutte le donne. Ma che bella assemblea, altro che Parlamento! Io mi godevo tutto questo spettacolo e in particolare, andiamo avanti qui, corro a salti come un levriero, eccomi infine dentro la vasta, bellissima rotonda di Senigallia che sorge, siccome un edificio da sogno, sul flusso del mare. L'amico Guido che gestisce da gran signore questo ritrovo, lo chiamano il mago di Senigallia, sa dalla mia bocca ansante il pericolo corso, fa sparire la pelliccia in un cassetto del banco, mi impresta un pigiama verde ramarro per sostituire il mio abito sportivo, mi regala una bottiglietta di pomata marrone per spalmarmi il viso, sicché divengo all'istante più nero del Negus. Sono irriconoscibile, posso mischiarmi con sicurezza alle danze dentro la luminosa sala centrale. E quindi, diciamo così, che in quell'estate del 1937 ballavano da pazzi sulla rotonda sul mare. Tornando invece all'estate degli anni 60, ecco qua, addirittura qua siamo sempre nel 1967, donne, le bizzarrie delle sere estive, al ballo in pigiama, l'abito per la serata di mare non desta più grosse preoccupazioni che un tempo affliggevano le signore abituate a portarsi a Viareggio o al Lido di Venezia le stesse toilette che indossavano per una prima a Reggio o alla Scala. Ora in moltissime località balneari, nei locali notturni, salvo qualche rara eccezione, si usa un modo di vestire che viene definito informale. Si tratta della stessa espressione usata per definire una ben prevista corrente artistica. In questo caso significa che non si fanno questioni di forma, che ognuno può considerarsi un po' come se fosse a casa sua. Le vecchie formalità disciplinate da regole di etichetta che rigorosamente imponevano a lui il frac, mamma mia, e a lei naturalmente l'abito, tutto questo è stato seppellito, sono superate da quest'area di rivoluzione giovanile che circola per il mondo ed ha portato un soffio rinnovatore anche nei costumi degli anziani. Il successo dell'anno sono i pigiami dai colori sgargianti ed esotici, pensate voi, per andare nelle rotonde sul mare delle spiagge più famose. La moda è la piena libertà, si balla in pantaloni e camicetta, in calzoncini, bermuda e maglietta, in minigonna e blusa di pizzo. Furoreggiano oddio mio, furoreggiano le cortissime camiciole in merletto trasparente che velano piccanti bikini. Pensate voi negli anni 60 sta roba.
L'ultima novità è la festa ed è delineata dai pantaloni larghi che salgono a fermare vabbè, insomma. Negli anni 60 ci si divertiva non poco. Arriviamo agli anni 90 e in particolare, dopo aver visto folleggiare la gente sulla rotonda sul mare nell'agosto del 1937, chiudiamo questo nostro mercatello con lo speciale estate, sabato l'8 luglio del 95, per una cena doc, 2 proposte, la familiare da scuola, voglia d'estate in Riviera, una serata da trascorrere in coppia o in compagnia, ma sicuramente divertente nel panorama mozzafiato della discoteca Le Vele o tra le piante dei Morelli, signore e signori. E naturalmente ci sono i posti dove andare, in particolare 2 proposte per andare a ballare. Al centro del giardino naturalmente si trova la pista da ballo abbellita da una grande vela bianca di stoffa, qui siamo alle vele. La musica offerta dal DJ è quella che può accontentare tutti i gusti. Le vele propongono il commerciale, la disco, ma anche i classici riempipista. Dalla console il DJ Nick Leder sa creare appetitose miscele musicali per ogni appuntamento estivo. Quando poi arriva la sete si può passare a prendere un po' di fresco con un drink sulla terrazza aperta sulla Gallinara. A Pietra Ligure invece nel dancing La Tenda di Via Morelli si esibiscono le orchestre dal vivo, gratitissime ai meno giovani. L'ambientazione è davvero particolare, il grosso giardino del locale è fiancheggiato da numerosissime piante di varie varietà, delle quali altissime sono esotiche. Verde e fresco sono assicurati, in pista naturalmente si balla il liscio, ma c'è anche posto per la musica anni 60 e 70 e per il folk. Nel programma delle movimentate serate al dancing pietrese spesso figurano gare di ballo e esibizioni da parte di scuole di danza. In estate il locale giardino è aperto al giovedì, al venerdì, al sabato e alla domenica. Bene. Beati loro che avevano le esibizioni delle scuole di danza. Io ricordo un anno a Piazza d'Armi il comune fece a Vibo Valentia una pista da ballo affidata al signor Ferrise, Dog Days Production, uno che veramente si è fatto il mazzo per far divertire i vibonesi di ogni generazione. E a un certo punto della sera arrivavano questi di una scuola di ballo di cui io non farò assolutamente il nome, i quali ben pensavano di arrivare sulla pista, spostare le persone e dire adesso dobbiamo ballare noi perché ci dobbiamo esibire. Nessuno gli ha mai messo le mani addosso, per fortuna, almeno questo. Va bene, le 13, 52 minuti e 32 secondi, chiudiamo qua questo mercatello. Natalia, tu ci sei andata a ballare a una rotonda sul mare? Ti è mai capitato? No, mai capitato. Quindi tu non hai visto i riti orgiastici che sono stati descritti nel 1937, né tantomeno hai trovato il DJ set, tutte queste robe qua. Però la possiamo dire una cosa, ballare d'estate col DJ set sotto le stelle è una figata. Lo possiamo, questo almeno l'hai fatto, voglio dire. Sì, certo, preferisco sempre andare a ballare d'estate piuttosto che in città d'inverno. Sì, anche perché le discoteche diventano sostanzialmente dei calderoni, è più il caldo che il resto, per cui ci sta tutto. Mi sembra una saggia decisione, mia cara. Allora, le 13, 53 minuti e 22 secondi, 0292947222, se volete intervenire, se no io fra un paio di minuti chiudo e ci ritroviamo domani alle 8:30 con la rassegna stampa, puntuali, puntualissimi sulle nostre magiche onde, ladies and gentlemen. E terminiamo anche questa galoppata odierna di Capitaneria di Porto. Domani sarà il 26 di agosto, signore e signori, 26 di agosto del 1978, Albino Luciani da Canale d'Agordo veniva eletto Papa come Giovanni Paolo I, durò 33 giorni. Il mistero invece continua. Ancora, signore e signori, le 13, 54 minuti e 10 secondi. Noi andiamo verso la fine, permettetemi allora di chiudere con una canzone di Mimmo Modugno, Viva l'America del 1981, questa era la sigla di Te la do io l'America. La voglio dedicare a mio bisnonno Michele Figliano che 50 anni fa se ne andava, lui che in America c'era stato a lungo diventando anche uno Yankee, a riprova del fatto che gli italiani dove sono andati all'estero si sono fatti onore
rispettando le leggi, rispettando le regole, inserendosi nel territorio e facendo la loro parte con estrema dignità. Lo voglio salutare così e allora un abbraccio grande, Mimmo Modugno, viva l'America del 1981 per tutti voi, appuntamento domani alle 8:30 con la rassegna stampa e poi dalle 12 alle 14 con Capitaneria di Porto. Grazie a tutti e ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Natalia, grazie anche a te, vi ha parlato Antonino Danna. Buona giornata. Dal primo giorno che sono arrivati si sono sistemati a broccolino, in tanti anni non sono cambiati, spaghetti, pizza, chianti e mandolino, lavorano facendo i camerieri e stanno nei migliori ristoranti, poi vengono i tassisti ed i barbieri, infine i muratori ed i braccianti. E viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesano, come ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesano, come ti piace di stare all'America, come ti piace lo gioco il sole e il mare del paese mio sono rimasti sempre in fondo al cuore, la nostalgia è una brutta malattia, l'Italia è bella e non si può scordare, però son belli pure i grattacieli e i dollari che qui puoi guadagnare, vuol dire che ti fai 2 o 3 bicchieri, ti scordi tutto e pensi a lavorare. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesano, come ti piace di stare all'America, come ti piace la libertà. Viva l'America, viva l'America, viva l'America, uè paesano, come ti piace di stare all'America, come ti piace lo gioco a canto. Però per fare un viaggio di vacanza, quel viaggio che da sempre tu hai sognato, Venezia, Roma, Napoli e Firenze, e vedi quando